Sì, quel castello in fondo, vedi, perché qua siamo in Abruzzo, vedi, ci sono le cose abruzzesi, la polizia abruzzese, i lampioni abruzzesi, non sono molto belli i lampioni abruzzesi. E questo è quel tratto di strada, a parte dove c'è il castello che mi ero fermato anni fa col CP a fare le foto, ma c'è quel tratto di strada che è tutto costeggiato dal treno, il che secondo me è anche un peccato, cioè potevano mettere il treno a sinistra e sfruttare meglio per degli spiazzetti, per dei localini, qualcosa, la parte che va dalla strada al mare, insomma, ecco, cioè tu qua, tipo io adesso col camper voglio andare al mare, non posso, dovrei eventualmente trovare un qualcosa nel lato sinistro della strada, attraversare questa strada che è abbastanza pericolosa e dopo usufruire dei sottopassaggi del treno, quindi capirai che è una bella minchiata, però insomma sono cose che andavano studiate fin dall'inizio, insomma, anche se non ci si sarebbe aspettato del turismo, ma solo l'usufrutto, diciamo, di questo terreno per far passare il treno. Però insomma, ma digli, guarda avanti, metti che oltre al treno vogliono fare anche dei negozi, delle case, far girare l'economia. Vai 300 all'ora, salta. Esatto. Salta nel mare. Il treno? Dici che qua passa il treno quello da 300 all'ora? Su ste rotaie con lo ruggine qua? Sì. Oddio. E dopo metti che parti su sti ferri e dopo vola su per Ma è un casino? e si va a fare una nuotatina. Esatto, in più se cade in mare inquina, perché il treno è di metallo, cioè un disastro totale proprio. Anche la nonna col cane. No, aspetta che qua sono tutti stanchi della vita, no. Come la tipa prima che era nel non so, qua vanno via tutti ubriachi spolti. C'era una nel marciapiede, tipo guarda, come questa a destra che è una pista ciclabile, ma per renderti conto della larghezza, no? Per farti presente la larghezza, e niente, ha iniziato tipo a sbandare con questa torta in mano qua, è venuta in mezzo alla strada e poi è tornata dentro il marciapiede, così. In questi giorni in Italia ho voluto dare un po' più attenzione alla salute e prediligere questi frutti e verduri a chilometro zero. Solo che l'ultimo contadino però si è ganfenca, sa? Ascoltavi la mia vita, ti ricordi davvero di me? La bella città che vedi si chiama Fermo. Ti aiuterò. Wow. Quello che nessuno ha mai capito. Buongiorno Italia. Buongiorno un caso. Cos'è stavolta? Allora no, vabbè, di solito non mi piace lamentarmi, però sono in quel periodo che capita nella vita di demotivazione. Per vari motivi, te li elenco anche velocemente senza tanto star là a tediare gli altri. Allora, i problemini di salute ci sono ancora, ho capito sì che non ho niente di grave, ma intanto io percepisco questi malesseri, giramenti di testa, mi riempio di brufoli, oggi ho avuto una quarantina di brufoli nelle spalle, tutto questo per i tempi burocratici immensi, però adesso fra 4-5 giorni dovrei avere il primo incontro col nuovo medico di base, il quale mi saprà mandare da un enterologo senza ombra di dubbio, cioè chi ti cura lo stomaco, vede cos'hai, eccetera, perché mi sembra di mangiare molto più che genuino, però insomma c'è sempre queste robe qua. Ho smesso di fumare da un pezzo, può essere sì effettivamente le cervicali, poi anche che mi danno i giramenti di testa, però insomma sono varie cose assieme, senza contare che ho anche dei granulomi causati ai denti, sotto i denti, e il dentista mi ha dato, vabbè adesso non stai ogni volta a contare, Yuri, taglia, ok. Il dentista mi ha dato gli antibiotici, ho detto dottore no, non posso io prendere gli antibiotici, ho questi problemi di stomaco, intestino, momentaneamente proprio non posso. No, ma questi non fanno niente, vai tranquillo. Bam! Quindi vaffanculo, al secondo sospendi la cura. Ho detto cazzo, anche la vicina dell'Alessia che è infermiera, cioè voglio dire, se a far punture mi fa le punture, no, niente, antibiotici per bocca, ma vaffanculo. Vabbè dai, a parte quello, la cosa tra virgolette più grave, beh oddio, a parte la salute, ok, ma la cosa più grave è che sono stato con Alessia una decina di giorni in Puglia,
mari, abbiamo scelto la spiaggia più bella che ci hanno consigliato di tu, mari caraibici, un sacco di avventure, belle cose che abbiamo visto, abbiamo fatto, poi sai, GoPro e fotocamera sempre dietro, drone, poi abbiamo visto Matera, Alberobello, che è la città dei trulli, cioè abbiamo fatto quelle cose veramente pazzesche, un sacco di video e foto stupendi, ok? Computer pieno, non ci stava più niente, ho detto li appoggio un attimo nel disco esterno, quello nuovo, fottuto il disco esterno. Adesso ho scritto all'azienda che li produce, ho detto, cioè, cazzo, appena preso i video delle vacanze, cioè se riuscite cortesemente a fare qualcosa, speriamo, vediamo, perché i ripristini dei dati partono dalle 400 euro, quindi ragazzi, figurati, cioè, ricordo bello, resterà nelle menti di me e Alessia, però sì, dispiace insomma perché sono stati fatti veramente tanti video e belli, cioè non belli perché sono bravo eccetera, belli perché c'erano i posti belli, poi tante avventure, poi c'era in corso dietro un branco di cani selvatici, ce le abbiamo fatte tutte, cazzo, perso tutto, vabbè. L'unica cosa che non si è persa, che comunque vabbè, la meno importante, ci siamo fermati a San Marino al ritorno, cioè avevamo intenzione di andarci più avanti a San Marino, abbiamo detto vabbè già che siamo qua, dai ci fermiamo un paio di giorni a San Marino, quelle sì erano ancora nella macchina fotografica, devo ancora scaricarle, si sono salvati, però sinceramente San Marino è la cosa che mi interessa meno, San Marino è a poche ore di distanza insomma da dove giriamo noi qua, e quindi niente, sta roba mi ha molto demoralizzato. Poi sempre nel viaggio in Puglia, ringraziando le strade insomma, che abbiamo noi in Italia per arrivare fin giù, boom, insomma una volta è partito il cammino, là non c'entra le strade, è perché sono passato sotto un albero, quindi vabbè l'abbiamo cambiato subito, 20 euro, il tipo bravissimo, gentilissimo. E vabbè, quello. Il gradino non funziona più, probabilmente si è staccato il cavo sotto, che era abbastanza attirato, lì quando avrò voglia e tempo lo aggiusterò. Adesso non sono certo né dell'umore né dello stato di salute per fare ste robe. E poi, cioè, cosa ci può essere? Giusto per arrivare a un'altra bella mazzata? Sì, il generatore, che è la cosa che a me interessa di più, è la cosa che ci tengo di più di questo camper. E vabbè, sono qua fuori adesso da un meccanico che mi ha consigliato Marco quel delle caldaie, quel che ripara i furgoni a Marco quel delle caldaie. Speriamo bene, con lo zio abbiamo guardato, corrente alle candeletta gli arriva, quindi ok, non è un problema di corrente, che in teoria è la cosa più delicata, in teoria. Però vabbè, insomma, dopo tutti quelli che sì, mi avevano detto guarda te lo farei volentieri io, ringrazio anche Mirko, lo zio e tutti quanti, però ho detto a gas no, giustamente no. È pericoloso e se uno non ha mai messo le mani nel gas, giustamente si lascia perdere, quindi sono fuori da questo signore. Ti dirò che a parte tutto, la cosa che proprio, almeno per i video, cioè per la mia vita magari può rompermi le palle il discorso della salute ogni volta, perché dici cazzo andiamo avanti da mesi, anzi anni, prima che iniziasse a essere un po' più rompicoglioni andiamo avanti da anni con sta roba e nessuno ancora ci ha capito un cazzo. Però per il discorso video no, quello della Puglia mi è dispiaciuto seriamente tanto, quindi non lo so, ovviamente continuerò a fare video con le puntine per carità, però niente, ci tenevo a fare questo piccolo sfogo, se vedrai che per un piccolo periodo potrebbero non esserci video, perché proprio mi ha smonato. Ripeto, non perché ho perso la bella Puglia, ma perché per puro culo, pura fortuna, puro destino abbiamo fatto quei video pazzeschi, bellissimi. Tanta roba, tanta roba. No, e ripeto, non per merito mio, ma per i posti, vabbè. Niente, ti lascio con questo video ultra noiosissimo dove c'è Singano che si lamenta. Vabbè, la vita è fatta anche così, no? Cioè, come quando ti porto in giro, no? Che c'è il deturpamento, c'è la natura, e questa è la fase del deturpamento, no? del canale, vabbè. E vabbè, dopo questo video di cacca ci sarà i video di San Marino, almeno quelli. Speriamo, incrociamo le dita, che la Lacie, che è l'azienda che produce questi hard disk, ci dia una mano. Secondo me no, però vabbè. Provare non costa nulla, gli ho scritto. Che con questo tempo di cacca il generatore mi sarebbe anche servito per attaccare un po' il deumidificatore. Io il clima non l'ho mai usato sul camper, solo davanti in corsa. Ma il deumidificatore, quello sì, guarda, il 13 settembre siamo a Padova, zona Padova,
un caldo, un'umidità che non hai idea. Porca miseria, della serie tipo 28-29 gradi percepiti 45. Dai, che mi mancava questa per lamentarmi. Dai, aspetta, vuoi che ci lamentiamo, che mettiamo ciliegina in torta proprio a 360 gradi? Vuoi vedere dove abito oggi? Il panorama? Dai, via, vieni con me, dai, via. Ah, Dio mio, povero Singolo, povero. Oh. Cioè, proprio con la massima demotivazione. Dove abitiamo oggi? Dove abito oggi? È un esito. Tac. Un po'. A ca. Pian. Come macchine. Porca miseria. Ah. Chi sono quelli lì? Un gruppo di singani. Chi sono? Devo stare attenti qua, eh? Beh, Padova, sì, dai, torna dentro, pian, sera tutto e niente, vado a dormire, cioè un po' come nelle novelle del Verga, no? Quando i personaggi hanno problemi amorosi, diciamo, cosa facevano? Andavano a dormire, una serie di mi pare anche Rossella O'Hara, della serie Domani un altro giorno, no? Quindi tagliamo via così, dormiamo, una sorta di anestesia in qualche modo della giornata e speriamo bene per domani per il generatore, perché con tutta la sfiga che c'è in questo periodo sarà anche grippato.